Amici bellini, buon martedì, ma veramente, in questo caso veramente martedì. Prepartita, è vigilia e se non avete l'ansia non avete un cuore, non siete tifosi del Napoli, non saprei come farvela venire se non ce l'avete già, quindi direi cominciamo. È letteralmente immarcabile, se la vede Gattuso. Allora ragazzi, volevo fare un attimo di prepartita. Cresta, non mi interessa, sono concentratissimo. Questa storia qua ne parliamo poi dopo. Ne parliamo domani perché domani... domani nemmeno domani perché domani assolutamente partita, reaction live dopo la partita, ci mettiamo la faccia comunque vada, lo sapete, e ne parliamo insieme, vediamo se dobbiamo parlare di una squadra che è fragile mentalmente, che è fragile fisicamente, che magari una decisione arbitrale... Non dobbiamo sapere, non sappiamo niente, non mettiamo le mani avanti, vediamo cose strane, vediamo Insigne che viene... multato per la munizione che non fa, come era successo già con Milik, quindi non è niente di nuovo, e spero veramente che non si dovrà parlare di decisioni arbitrali, anche se la vedo impossibile, ma perché per come siamo fatti noi e per come sono fatti anche loro, perché dico anche ai tifosi della Juve che ultimamente mi sembrano sentirsi insomma attaccati da tutti i fronti, sono loro che vengono penalizzati, una continuazione, vabbè. Cerchiamo di lasciare perdere questo e cerchiamo di pensare al campo, il campo che ci dirà se questo Napoli è pronto ad un salto di qualità, a dare continuità alla bella prestazione e alla prestazione convincente, specialmente sotto porta contro la Fiorentina, e se la Juve veramente è in difficoltà oppure se è stato un caso e hanno trovato un'Inter perfetta con le defezioni e con tutto, si è messa proprio nel binario dell'Inter sbloccandola subito, poi hanno potuto giocare di contropiede, di rimessa, e la Juventus ha avuto difficoltà. Purtroppo io ve l'ho detto, io avrei sperato in un pareggio perché una vittoria gli dava fiducia, una sconfitta invece li avrebbe resi cattivi, ancora più incattiviti, feriti, no? La famosa tigre ferita, che è peggio di quando sta bene, e quindi io non mi fido, non è questione di gufata, non è questione di scaramanzia, io non mi posso fidare, perché se è vero come è vero che hanno delle defezioni, si aggiunge anche Demiral, De Ligt, eccetera eccetera, ma in attacco loro si presentano con Ronaldo e Morata, noi in attacco ci presentiamo con un Petagna che ha recuperato in extremis, con un Mertens che ancora non è al 100% e probabilmente entrerà nel secondo tempo in caso di emergenza. Ci dobbiamo affidare ovviamente a Lozano, ovviamente al capitano, e sperando che tutto vada bene, perché voglio vedere una bella partita, voglio vedere un Napoli tosto, concentrato, che intelligentemente sappia anche aspettare, sfruttare le defezioni della Juventus, sfruttare la nostra velocità. Dobbiamo essere veloci, precisi, concentratissimi, perché questi, se hanno i rumori, io continuo a sentire rumori, questi se hanno un'occasione te la segnano, non sono la Fiorentina, non sono l'Udinese, l'Empoli eccetera eccetera, sono una squadra abituata a fare finali, abituata a fare le partite che conta, con giocatori che fanno la differenza a prescindere. Quindi dire che io mi sento che bello, arriviamo meglio, no, non mi sento di dirlo assolutamente, e vedremo un po'. Dopodiché voi saprete e sapevatelo che la canzone Fragili mentalmente è praticamente pronta, che io andrò a postarla su YouTube il giorno dopo la partita, quindi giovedì. Quindi ragazzi, state belli pronti. Come va la partita, che si vinca o che si perda, oggi e sempre uscirà la canzone, e vi chiederò insomma se va male vi chiederò di guardarla e di condividerla per farmi sentire un pochino meglio. Se fa bene ce la gustiamo e ce la balliamo per festeggiare questo e quanto, e poi festeggeremo anche quel traguardino che insomma è arrivato. Ancora rumori, il traffico che non si può immaginare in questa New York,
Insomma, tra le altre notizie che mi piace dire, pare che Milik non se ne va più, cioè nel senso, pare ci fosse una clausola anti squadre, cioè nel senso il Marsiglia non può poi rivenderlo alla Juve, al Paris Saint-Germain, eccetera eccetera, ad alcune squadre, e pare che loro non l'abbiano accettato. Insomma, può essere pure che ci rimane, pare che il Parma non si vuole prendere ma qui, insomma non va tutto proprio bene anche a livello di mercato. Sappiamo che dovremmo fare qualcosa, sappiamo che il Milan si sta muovendo molto, Meite e Mandzukic, vuol dire che loro ci credono e stanno cercando di sfruttare quest'annata particolare per puntare dritti allo scudetto, e bravi loro. Noi invece stiamo sempre lì un po' guardinghi. Questo ovviamente non va bene, non che noi dobbiamo puntare allo scudetto, ma per il quarto posto ci sarà da lottare fino alla fine, perché la Roma sta lì, l'Atalanta sta lì, la Lazio si è ripresa dopo aver vinto il derby, e insomma non sarà facile, ragazzi, quindi un intervento sul mercato sarebbe auspicabile, ma non credo che avverrà, molto onestamente non credo avverrà. Il Napoli credo si schiererà con Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, quale Maximovic, credo Mario Rui, non so, ipotesi Yusai, ma credo Mario Rui sulla sinistra. Immagino una conferma di Demme, Bakayoko e Zielinski a centrocampo, con Lozano, Insigne e Petagna. Penso che la formazione questa volta sia questa, non abbiamo grandi dubbi. Non credo di vedere un Elmas dall'inizio, non credo di vedere un Popotta dall'inizio, e Petagna è l'unica soluzione. Si parlava di Llorente, ma invece probabilmente partirà Petagna, e nel secondo tempo dobbiamo sfruttare i cambi con la possibilità di un Mertens, di un Elmas, e che stai alla fine. Puoi mettere un Gulam per qualche cross magari particolare, ma veramente questo è, o un Rachmani per qualche calcio d'angolo, no? Un Llorente all'ultimo a tutto, lo spilungone se alzi la palla, eccetera eccetera. Speriamo di non averne bisogno, e pensiamo che la Coppa Italia l'abbiamo vinta, ma l'abbiamo vinta ai rigori, quindi occhio anche ai rigori, agli eventuali rigori. Non so se l'ansia mi sta pervadendo, devo dire la verità. È complicato fare tutte le cose che sto facendo, tra la canzone che devo finalizzare oramai è praticamente fatta, ma ci vorrà un po' di tempo per andare sulle varie piattaforme, Spotify, Apple Music, eccetera eccetera. Purtroppo ci sono dei tempi tecnici, customer service, sto telefonando a tutti, le live, i video, siete 5.000 di voi, quindi praticamente sui 5.000 dobbiamo fare la giveaway, e ci sarà il video di festeggiamento e di giveaway. Ragazzi, insistete, questo è il momento di insistere, lasciate un like, iscrivetevi al canale, che io stasera mi sa che sono live, così mi pare, ospite da qualche parte, e per saperlo dovete essere iscritti al canale Telegram che trovate sotto. È tutto gratuito, come ben sapete, ben sappiate. Da New York, Valerio Fluido è tutto. L'ansia esiste, bisogna condividerla. Sì, si può condividere, ma bisogna conviverci con l'ansia. Se ce l'ho io, speriamo non ce l'abbiano loro, perché ragazzi, questi sono fragili mentalmente. Ogni tanto dimostrano una fragilità. Voi siete fragili mentalmente, io sono fragile mentalmente, voi siete fragili mentalmente. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.